Cominciamo ad abituarci ai nuovi termini, ospedali di comunità innanzitutto e medicine di gruppo integrate. Con l'approvazione da parte della Giunta regionale delle schede di dotazione ospedaliera parte l'applicazione del piano sociosanitario veneto, che con la riorganizzazione non taglia posti letto ma li redistribuisce in qualche provincia tipo Venezia in modo anche drastico. Di posti ce ne saranno complessivamente 1227 in meno per acuti, ma ne sorgeranno 1263 di nuovi negli ospedali di comunità, strutture territoriali di supporto che ad oggi contano già su 1700 posti. Per il cittadino non significa nulla perché avrà comunque i letti, avrà comunque le cure, ma andiamo a definire la qualità di queste cure. Un lungodegente deve avere una cura di alto livello ma di un tipo diverso rispetto ad un acuto. Venezia per esempio ha 1-0 nei posti letto rispetto ad altri, a segno negativo e così via. Queste suddivisioni come sono state effettuate? Nel senso, poi dicevate ci sono anche altri aspetti da vedere, non soltanto il dato negativo. Ma ci sono una miriade di parametri, io dico al cittadino che innanzitutto ci vuole un atto di fiducia, non si lascerà nessuno fuori dagli ospedali, ma soprattutto si guardi che abbiamo investito nelle tecnologie, nel fatto che noi i cittadini li vogliamo trattenere il meno possibile in ospedale. 20 anni fa un'ernia veniva operata con 7 giorni di letto in ospedale, oggi si fa in 4 ore di ospedale e poi si va a casa con dei surgery. Questa è la sanità del futuro e noi vogliamo investire su questo. 1700 posti di ospedali di comunità sono già presenti, che esperienza hanno dato? Eccezionale, dove abbiamo gli ospedali di comunità abbiamo ULSS virtuose. Cosa significa? Che l'anziano con la piaga da decubito piuttosto che un lungodegente ha diritto a un'assistenza dedicata, personalizzata, che è differente da quella degli acuti ed è esattamente quello che la sanità internazionale sta facendo e il Veneto vuol fare. Del resto noi siamo i numeri 1 e vogliamo continuare ad esserlo. Altra cosa, 7 su 7 H24, cosa vuol dire nei dettagli? Ringrazio i medici di base perché questa è una grande sfida all'interno del piano di quello che abbiamo avuto il coraggio di fare dopo 18 anni, chiedendo una grande collaborazione ai medici di base che sono fondamentali, 7 giorni su 7, dal lunedì al lunedì praticamente, H24, il cittadino potrà chiamare direttamente il suo medico di base, se ha un mal di pancia invece di prendere l'auto e andare al pronto soccorso dice facciamo un medico di base, a me sembra straordinario. E poi ricordiamolo, gli ospedali aperti di notte, lunedì, mercoledì, sabato e domenica aperti di notte. Direi che abbiamo rivoluzionato la sanità.